Pillole di agevolazioni del 4 febbraio 2025. Continuiamo con questo nuovo formato di contenuto che ha l'obiettivo di tenervi aggiornati settimanalmente con quelle che sono le novità nell'ambito degli incentivi e delle agevolazioni. Partiamo subito con una novità legata al bando INAIL, un bando assolutamente molto importante e molto famoso che consente un contributo a fondo perduto fino al 65% e fino a 130.000 euro. Bene, su questo bando c'è stato un aggiornamento il 10 gennaio 2025 per quanto riguarda un elemento di ammissibilità. Mentre nel bando originale pubblicato il 18 dicembre 2024 era prevista l'impossibilità da parte delle aziende senza dipendenti di presentare domanda, con questa errata cordage INAIL ammette questo tipo di aziende, quindi potranno essere presentate domande anche dalle aziende che non hanno dipendenti, purché il titolare di queste aziende versi per sé il contributo assicurativo ad INAIL per le lavorazioni effettivamente svolte in azienda. Quindi questa è un'importante modifica soprattutto per gli autonomi e gli artigiani. Vi invito a approfondire l'argomento con i link che trovate in descrizione, sia l'errata cordage sia una scheda di sintesi dell'intero bando. In questa edizione facciamo anche uno speciale Veneto dove ripassiamo quelli che sono i bandi attivi che sono stati pubblicati negli ultimi mesi dalla Regione Veneto. Partiamo dal Veneto Fondo Competitività Sezione Transizione. Questo bando intende promuovere l'attuazione dei processi Transizione 4.0 e di riconversione dell'attività produttiva verso un modello di economia circolare e di sviluppo sostenibile. L'agevolazione prevista per questo bando consiste in un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso zero. Quindi questo è un bando sostanzialmente rivolto alla sostituzione di macchinari o all'acquisto, di macchinari più efficienti. Nei link in descrizione trovate una scheda di approfondimento. Passiamo al Fondo per l'efficientamento energetico delle aziende del Veneto. Questo bando intende agevolare gli investimenti in efficienza energetica ed impianti di energie rinnovabili, tra i quali appunto c'è il fotovoltaico. L'agevolazione prevista è un contributo a fondo perduto affiancato a un finanziamento a tasso agevolato, modalità che ormai sta diventando classica per i bandi della Regione Veneto. Gli interventi ammessi sono l'acquisto e installazione di macchinari ed attrezzature ad alta efficienza energetica, acquisto e installazione di apparecchi LED, efficientamento energetico negli edifici delle unità operative, efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, installazione di impianti di energia rinnovabili. Passiamo al bando del Veneto per la ricerca, sviluppo e innovazione. La Regione Veneto ha pubblicato un bando per sostenere l'innovazione e la competitività delle PMI attraverso un fondo Veneto per la ricerca, sviluppo e innovazione. Questa agevolazione prevede un contributo a fondo perduto, anche significativo, e un finanziamento a tasso agevolato. Si tratta di un bando rivolto, come detto, alla ricerca e sviluppo. Trovate maggiori approfondimenti nella scheda di sintesi che trovate al link in descrizione. Bando Startup per la Regione Veneto. Il bando intende sostenere l'avvio di nuove imprese costituite da non più di 3 anni attraverso un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso zero. Le spese ammissibili per questo bando sono macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature tecnologiche, mobili e arredi, software e licenze d'uso software, realizzazione di siti web e sistemi di e-commerce, acquisto o registrazione di marchi, brevetti, licenze, know-how, disegni e modelli di utilità, l'acquisto di certificazioni, l'esecuzione di opere murarie e impiantistica ed infine le spese legate al marketing. Anche in questo caso in descrizione trovate il link a una scheda di sintesi. Finanziamenti a tasso agevolato per le imprese del Veneto. La Regione Veneto mette a disposizione delle aziende la possibilità di ottenere un finanziamento agevolato per il sostegno delle esigenze di credito a medio e breve termine per le micro, piccole e medie imprese della regione. Per approfondire l'argomento trovate il link in descrizione. Contributo per la sostituzione di impianti termici della Regione Veneto. Il bando intende incentivare le micro, piccole e medie imprese alla sostituzione degli impianti termici civili inquinanti con nuovi impianti alimentati a biomasse, combustibili solide o con pompe di calore.
Attenzione che gli impianti devono essere però già cofinanziati con il conto energia, che è un'altra norma di agevolazione, successivamente al 6 dicembre 2024. Anche in questo caso in descrizione trovate il link a una scheda di sintesi. Spero che questo contenuto vi sia utile per tenervi aggiornati sulle novità nell'ambito delle agevolazioni e degli incentivi. Trovate tutte queste notizie pubblicate anche sul sito retteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rette Agevolazioni.